Torna per la 15ª edizione Lirica sotto le stelle, questo gran galà lirico con la presenza di Salvatore Salvaggio e dei soprani Machieno Moto e Iole Pinto. Sì, inoltre avremo, visto che Lirica sotto le stelle ha questa particolarità di aver istituito il premio alla carriera e alla giovane promessa. Quest'anno come premio alla carriera abbiamo il grande onore di avere un tenore della Scala di Milano che è Giuseppe Veneziano, origine riberesi ma ovviamente milanese di adozione, e quindi per noi un grande momento di orgoglio e di prestigio. E poi come giovane promessa abbiamo un giovanissimo baritono a soli 15 anni che è di Realmonte, e abbiamo il piacere e l'onore di premiare come giovane promessa questo giovane ragazzo, si chiama Filiberto Bruno. Ecco, vista la presenza di questi grandi artisti del mondo della musica, quali saranno i brani principali che verranno suonati e su quali generi spazieranno? Allora, principalmente le aree spazieranno dal Barbiere di Siviglia al Falstaff di Giuseppe Verdi per passare al Madama Butterfly di Puccini, quindi aree d'opera tra le più popolari. Nella seconda parte avremo un punto dedicato alla musica anche tradizionale, quella siciliana e napoletana, non trascurando l'operetta. E ad accompagnare questo concerto ci sarà il pianista Michele Salvatore. È una tradizione che ormai a Grotte, diciamo, la fa da padrona in tutti questi anni. Credo che sia l'unico evento lirico istituzionalizzato in questo senso, con un premio che ha una cadenza così alta, diciamo 15 edizioni, quindi che dire. Poi abbiamo il piacere e l'onore di essere presentati da Cristian Lozzito e siamo, che dire, felicissimi. Ringrazio il Comune ovviamente che crede in questa manifestazione, il Comune di Grotte, e che dirvi, vi aspettiamo calorosi domenica 7 agosto alle ore 21 in piazza Marconi di Grotte.